una rete di strutture sportive di prim'ordine in tutti i campi, la piscina è una di quelle che rifulge di più nel panorama, anche appunto grazie alla curata gestione della Sogeis in questi anni. Come preside dell'Istituto Don Milani devo dire che il sodalizio è anche favorito dal fatto che c'è una contiguità fisica tra la piscina e la scuola, ma anche dal fatto che la scuola offre tantissimi indirizzi, per cui molti giovani anche che vogliono venire in questa piscina e nello stesso tempo continuare con l'impegno nello studio hanno tutte le opportunità possibili. Poi noi veniamo incontro loro anche con la flessibilità degli orari, con una gestione magari anche del curriculum scolastico. Per curriculum intendo interrogazioni, prove di verifica, gite scolastiche, che sono sempre comunque formulate tenendo conto anche dei bisogni dei giovani, perché sono tanti. Adesso non voglio sparare cifre, però sono diverse decine i giovani che scelgono la nostra scuola proprio perché ha un punto di incontro con le piscine e proprio perché è anche vicina alle piscine e perché tra noi come scuola e le piscine c'è un rapporto proficuo ormai da tanti anni. Anche perché il punto dove batte sempre il presidente dell'Aquatic Center Bassini è proprio questo: in Italia si fa fatica a fare i nuotatori, se poi la scuola ostacola anche questo il nostro compito diventa quasi impossibile. Questo connubio è molto valido. No, ma infatti diceva Giovenale nelle satire: mens sana orandum sit, mens sana in corpore sano. È auspicabile, è buona cosa che ci sia un corpo sano, una mente sana in un corpo sano. E noi abbiamo fatto, diciamo, questa massima un po' l'orizzonte anche dei nostri interventi, perché siamo convinti che lo sport oggi sia la molla più potente, non solo per aggregare i giovani, ma per dare loro delle motivazioni e forti incentivi ad impegnarsi, a capitalizzare il sacrificio, a capitalizzare lo sforzo, perché poi nella vita, come nello studio, come nello sport, se si vuole emergere ci vuole sacrificio, studio, impegno, volontà, e quindi è un connubio per noi fondamentale e che portiamo avanti come scuola ma anche come amministrazione. Poi bisogna dirlo, è meglio che i nostri ragazzi siano qua in piscina piuttosto che da altre parti, no? Magari capitando in giri non buoni. Ecco, ascolti, mi perdoni, se non sono in piscina c'è la pallavolo, c'è il basket, c'è il tennis, c'è il tiro con l'arco, c'è il patinaggio artistico. Adesso non vorrei scordarmi qualche altro sport, ma Montigari veramente è una cittadella degli studi, dello sport, è una bella città dove i giovani hanno molte opportunità e noi cerchiamo di potenziarle e di incentivarle. Grazie Sindaco, la ringrazio. Dunque Sofia Farina va a completare la prova 2:44 e 12.